Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Formula 1 2013, San Paolo, Brasile, ultima tappa del mondiale ragazzi, 67% previsione pioggia e il Comandone 17esimo ragazzi, con difficoltà, esperto, la penultima, cioè faccio fatica con la Sauber, però anche Nicolino, il buon Nicolino, è finito, mi pare anche lui un po' indietro, no, settimo in realtà, quindi che aveva fatto una bella gara, una bella qualifica. Chiaramente la McLaren, si fa di McLaren è più veloce della Sauber, però abbiamo visto che con livello esperto veramente il Comandone fa fatica. E niente ragazzi, però chiaramente c'è anche un diluvio brasiliano e quindi insomma sotto il diluvio non è facile, comunque anche se la San Paolo è una gara favorevole. Secondo me però in gara possiamo migliorare e andare in zona punti, vediamo. Raga, ultima gara della stagione, Interlagos. Mamma mia, i tifosi sono veramente felicissimi di vedere il mondiale in Brasile, che è uno dei tracciati più caldi dell'intera stagione. Siamo a Monza e Suzuka, forse i migliori. Grande come partenza strepitosa. E siamo già 11esimi alla curva la S di Senna o la curva do Sol. Vai Comandone. Attenzione, nono posto, è prevista pioggia al 67%, quindi è possibile il cambio gomme a intermedie. In un'altra gara pericolosa. Dai che comunque forse la differenza grossa tra il terzultimo e il penultimo livello nelle qualifiche più che in gara, speriamo. Con l'asciutto Interlagos è una gara strafavorevole per il Comandone. Madonna che partenza, mamma che inizio ragazzi, un Comandone strepitoso, un Comandone strepitoso ragazzi. Settimo posto, attenzione che Webber è vicinissimo e si lotta anche per il mondiale tra Alfonsino e Sebastiano Erbibitaro. Tra 15 minuti inizia a piovere ragazzi. Guarda che bagarre davanti, super bagarre comendiana. Va bene Zoccolo. Mamma mia ragazzi, sto guidando veramente al massimo. Sono quasi incredulo di essere migliorato così tanto a livello esperto. Che ho letto ragazzi di un bug che ogni tanto cambia il livello di difficoltà in carriera. Quindi chissà, delle volte avrei fatto delle gare con un livello di difficoltà anche meno importante. Però mi sembra impossibile, ecco. Ne sarei accorto comunque. Ho letto pochi giorni fa sta roba. Vai Kume. Mamma mia, grande Kume. Sto guidando al massimo ragazzi delle mie possibilità. Siamo al settimo posto ragazzi, settimo posto Kumendiano. Attenzione ancora Webber, ci prova, ma il Comandone chiude la porta. Grande veneziano. S di Senna, curva do Sol. Meravigliosa Interlagos, una gara strepitosa, bellissima, vincente, emozionante. Una delle più belle del mondiale secondo me. Guardate che bagarre davanti, super bagarre davanti. Webber è dietro però, Marchetto Webber è veramente dietro. Ma stiamo recuperando su Pippo Massa, gara di casa per Pippo. Gara di casa per Pippo Massa. Vettel a 18 punti di vantaggio su Alfonsino. Quindi Webber, insomma, Vettel sinceramente non può mangiarsi sto mondiale, però Alonso ha fatto un recupero strepitoso.
Stiamo guidando molto bene per il momento, eh. Potrei tentare una strategia di ritardare la sosta magari con le morbide, tentare le intermedie, però 15 minuti. Attenzione, tanto Massa supera Rikkonen, Raikkonen. Curva presa non benissimo. Ma paradossalmente abbiamo guadagnato qualcosa su Webber, perché è la nostra curva preferita, la Do Solo, la curva Senna. La vettura alle tue spalle ha un ritardo di 1 secondo. Webber è vicino ma gli altri sono distanti, però chiaramente la Red Bull, cioè, è super competitiva. Stavolta siamo al penultimo livello, no terzultimo ragazzi. Quindi no professionista ma esperto. Livello leggenda lo vedo impossibile per il Commendone, eh. Quest'anno su F1 2013 la vedo molto dura. Occhio come tenta il sorpasso, Che abbiamo analizzato, Raikkonen dovrebbe rientrare ai box fra 3 giri. Mi fa piacere. Questa è proprio la curva che prendo meglio in assoluto in questo tracciato. Infatti guadagno sempre qua secondo me. E infatti è la mia curva ragazzi. Però adesso Raikkonen ha preso un po' di vantaggio, ha un po' di margine sul venezianone, eh. Ha un buon margine. Bravo Kume. Devo ancora guardare le gomme. Non guardiamole che è meglio, dai. Non stiamo guidando al massimo comunque. Più di così le dura per il venezianone, eh. Con sta macchina. Adesso però Raikkonen mi ha distanziato parecchio, eh. Webber è sempre là. 10 minuti inizierà a piovere. 10 minuti inizia a piovere. Webber è più veloce di te, sta lentamente recuperando terreno. Me ne rendo conto, vecchio. Però stiamo tenendo bene la posizione. Di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Attenzione, Webber ci prova stavolta. Non posso fare niente. Ritardo la staccata. Grande Kume. Grandissimo Kume. Grande veneziano. Ho ritardato la frenata, è andata bene. Ah ragazzi, quando dico così, grande veneziano su FIFA, su coso, è perché non è tanto per gasarmi, ma è per, insomma, fare un po' la telecronaca, ecco, ma non è che mi gaso. Dopo questa piccola precisazione comendiana torniamo a Interlagos. Qua ho fatto 2 o 3 errori però, eh. Tanto Perez supera Webber. Nessun ritiro qua a Interlagos intanto. E siamo proprio tranquilli con la McLaren. Io non ho ancora accettato niente per il momento. Tanto ancora non piove. O forse sì. Forse ho visto una goccetta, no? Sì, sì, inizia a piovere. Pioggia leggerissima. Ma qua a Interlagos quando comincia a piovere so cazzi. In 2 minuti cambia tutto. Brutto errore questo. Adesso Perez è vicinissimo. No, 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 no. Errore veramente pesante. Ho paura di vedere le gomme. Eccole là. Maledetto Perez.
Chiude la porta, bravo Perez qua. Cioè, io ho tentato di chiudere la porta, ma Perez l'ha riaperta. Scusate, raga, un po' di vaneggi comendiani. Non possiamo perdere secondi preziosi dietro a questa vettura. Sei più veloce nel secondo settore. Ho capito, però va le gomme, vecchio. Porca puttana. Vai Cube! Vai Cube! Grandissimo! Di questo giro rientra ai box. Mamma mia. Qua ho fatto il capolavoro, cazzo, grande. Molto usurati. Rientra ai box per montare un nuovo treno di gomme. Va bene. Ok. È confermato, alla prossima sosta monterai le gomme dure. Inizia a piovere, ma sempre in maniera leggera. Per il momento non c'è pericolo. Per il momento siamo ancora a posto così. Le gomme sono finite. Oh. Le altre vetture o rischiamo di subire troppe penalità. Cosa sta dicendo? Che cazzo sta I dicendo? meccanici di Alonso hanno scelto gomme dure. Si tratterà di uno stint lungo. Non ho più gomme, fioi. Eccoci qua, meno male che siamo arrivati. Tra i box. Box. No, sbagliare adesso. Andiamo ai box, va. Mamma mia. Tantissime. Ai, tanto traffico. Dovete far veloci, ragazzi. Veloci. Perché? Forse ho perso una posizione. No, forse no. Non l'ho persa, meno male. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Pioggia ancora leggerissima. Forse non ci sarà il cambio gomme, chissà. Che piano che è andato qua. Ma ha impostato il motore sulla massima potenza. attenzione, ho perso la posizione su Vergne, porca mignotta. Secondo me è già andata ai box, forse, non lo so, però. Sì, è già andato. Se più non ha le gomme dure, ha cominciato con le dure. Attacco veneziano qua, attacco veneziano. Le previsioni indicano pioggia leggera fra circa 5 minuti. Bravo, come internazzo puro, spettacolo veneziano, Interlagos, ma ancora il francesino Vergne che tenta il controsorpasso e ce la fa. Sto perdendo tanti secondi qua davanti a sto mignottone obeso. Vai, prendiamo la scia. Vai. Davanti a te è di meno di un secondo. Sorpassala nella Bravo zona Come. DRS. Qua ho esagerato, Qua ho un po' esagerato, cazzo. Mamma mia, cosa ho rischiato. Qua ho perso la posizione sulla McLaren. Male. Ho perso la posizione su Perez. Ho rischiato anche l'incidente clamoroso, perché avevo il DRS e ho girato. Porca mignotta. Altra gara scoppiettante. Sento il livello in più però, ragazzi. Mamma se si sente. E ormai la pioggia c'è, anche se non è ancora da gomma intermedia. Però qua piove, forse c'è il cambio. E qua devo giocare d'astuzia, ragazzi. Astuzia come indiana. Button è vicinissimo, purtroppo. Battone vicinissimo. Vai box Bianchi. Nono posto. Nico ha un paio di posizioni di vantaggio su di te. Adesso mi sto nervosendo. Calma, come sta calmo. Ho perso 2 posizioni comunque.
2 posizioni perse dal talentino veneziano. Mancano ancora tanti giri. Se bisogna capire cosa fare con le gomme, se andare di intermedia o no. Se voglio guardare qualche posizione devo andare prima comunque, devo decidermi subito. Grande Kume, dai. Altro giro completato. Button è veramente vicino. Questa non è più la curva do sole ma la curva do pioggia, visto che piove. Mamma mia come sta buono, pensa alla gara che è meglio, va. Ancora la pista è troppo asciutta per fare l'azzardo. Troppo asciutta la pista, a sto punto sto pregando nella pioggia, La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Speriamo. Andiamo a fare la nostra gara, anche il nono posto va bene. Nel prossimo anno con la macchina più competitiva combattere per posizioni diverse anche nel mondiale. Niente, non piove forte purtroppo. Attenzione a Button. Bravo Comendone. Uno quella curva là per la S di Senna la prendo sempre bene. Purtroppo pago un po' le qualifiche che non mi sono ambientato subito al livello esperto. Vabbè. Però sono migliorato tanto rispetto all'inizio, mamma mia. Pioggia lieve sul tracciato, sta iniziando a piovere. Dai, davvero? Non me ne ero accorto. È 2 ore che piove, coglio. Adesso bisogna valutare per bene. Bisogna proprio valutare se cambiare le gomme o no prima degli altri, rischiarla. Adesso è ancora una pazzia, non possiamo proprio. Però Interlagos cambia tutto in maniera velocissima, quindi non si può dire. Fino all'ultimo è una sorpresa sta gara secondo me. I tempi di Nico sono più competitivi dei tuoi di circa 1 secondo a giro. Sono contento per lui. Io comunque non mi difendo male, a stronzo, a obesoide. La pioggia non è ancora da intermedie. Brutto errore. Salvato, bravo qua Kuma. Non era facile. Qua piove un po' di più. Altro giro ormai completato dal veneziano, sempre nono posto. 7 secondi da Perez ormai. O nono posto o peggio purtroppo. Salvo ritiri. Non è stato un gran giro questo. Con questo livello guidando proprio al massimo, mamma mia, con la Sauber nona posizione, ma speriamo bene per il prossimo anno.
4 giri, ma adesso vediamo. È tutto da vedere. Dai, vogliamo il diluvio universale, cazzo. Abbiamo visto Suzuka che anche a un giro dalla fine può succedere di tutto. Qua piove di più. Al prossimo giro potrei tentare la pazzia. Magari mi va bene. Adesso vediamo. Nico sta spingendo al massimo. A ogni giro ti infligge circa 3 secondi. 3 secondi? Boh. Dio mio. Come prende le bombe. Non lo so se cambiare le gomme, però. Che situazione del cazzo. Piove, ma non da gomme intermedie, non c'è niente da fare. Niente, che palle. Adesso dobbiamo solamente sperare e cercare di arrivare al 9° posto. Con sto livello però è veramente dura. Tanto Webber ha superato Button. Attenzione a Button. Bravo. No! Non ci credo, testa coda come indiano. Testa coda come indiano. Vabbè. Testa coda alla fine. Puttana minchia, l'ultima gara. Testa coda all'ultima gara. Pazzesco. Vabbè, ci sta ragazzi, ci sta. Proprio l'ultima gara non vado a punti, ma questo deve essere uno stimolo per il prossimo anno, per fare una gara, per fare un mondiale perfetto. Testa coda che non ci voleva proprio, ma porca mignotta. Che due maroni. Vabbè, cerchiamo di guadagnare nella posizione. Qua c'è la macchina che va lenta, non si capisce perché Button. Forse ha qualche problema. Non ha la lettone, infatti. Oh, c'ho il Grosjean. No, Kume. Ha perso un po' la testa il Kume. Va a vincere Alfonsino. Dai, meno 12esimi. Ultima gara proprio sfortunata, ho sbagliato io e pago. Vabbè. Forse ho azzardato presto a cambiare livello, chi lo sa, però ci ho provato io. E adesso piove, vaffanculo. Vabbè. Adesso era da gomme, adesso se questa pioggia era 3 giri prima, cambiava tutto. Cambiava tutto. Porca mignottona, va bene dai. Ci sta anche di finire di fare una gara di un po' di merda a livello di risultato. Finisce questo primo mondiale ragazzi, comunque mondiale positivo.
comunque Hülkenberg settimo, è finito primo, porca puttana. Solo che c'ho da capire il prossimo anno cosa fare, perché chiaramente è una macchina più veloce, però è dura, esperto. Congratulazioni per il 12° posto, hai dato il massimo. Ah, 12° perché Webber è stato... Ah, cazzo, allora abbiamo dato fuori Webber. Non ci credo, madonna, perché... No, che bestemmie. No, che bestemmie. Da parte dell'intera scuderia voglio congratularmi con te per questo fantastico campionato. Sì, Questo sesto risultato posto. ci spingerà a lavorare con ancora maggiore impegno in vista della prossima stagione. Vettel ha rischiata, ma Vettel vince il quarto titolo, vaffanculo Vettel in costruttori. Quinto posto, superata la McLaren. 16 punti, ma superata la McLaren, godimento. Anche se però la prossima scuderia potrebbe essere la McLaren, quindi... Insomma, che classe, che classe. È finita, ragazzi. Potevo andare a punti abbastanza tranquillamente, invece Webber è andato fuori, ragazzi. Si è visto, è stato Webber, lo stronzone. Ok, perfetto. Allora c'è, vabbè, McLaren, Sauber, Caterham e Marussia. Allora si va alla McLaren. Accetta McLaren, Mercedes. Quindi andiamo su una scuderia storica, la scuderia del grande, dell'immortale, del fenomeno, della leggenda, dell'unico Ayrton. E adesso possiamo fare grandi cose. Vodafone, McLaren, Mercedes. Siamo in una grande scuderia con Sergione Perez. Siamo la prima guida anche, raga. Buono, benvenuto alla McLaren. Sole pieno per Melbourne. Ragazzi, nel prossimo anno... Allora, vediamo le impostazioni. Ecco, vediamo di tenerle così. Esperto, i flashback qua servono un cazzo, non li uso mai. E lì dopo è leggenda. Raga, vediamo con che aspetto consigli. Se vale la prima gara invece farlo ancora professionista, così magari da vedere un po' il livello con la McLaren. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano McLaren. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.